Il libro vorrebbe essere una narrazione parallela di due momenti storici contestualizzati in due archi temporali diversi. Da una parte abbiamo appunto diciamo, la storia bisecolare delle zolfare di Sicilia, che inizia a fine Settecento e si chiude soltanto alla fine degli anni 70 del secolo scorso. Una pagina, diciamo, non abbastanza raccontata sia diciamo, dalla letteratura, ma anche dal mondo della scuola, dalla filmografia, dalla cinematografia, non abbastanza raccontata sia per la durata, stiamo parlando di quasi 200 anni di storia, ma per gli scenari sociali che si celavano dietro questa pagina, che non è stata una pagina di ricchezza, al contrario di quanto si possa pensare, ma una pagina di dolore, di sfruttamento. E mi riferisco soprattutto al dramma dello sfruttamento e dello schiavismo dei minatori e dei carusi che andavano a lavorare nelle viscere della terra in profondità e in condizioni disumane. E dall'altro lato, in parallelo, abbiamo invece quello che è l'ultimo quarantennio di questa storia mineraria, in cui viene contestualizzata e incastonata la figura di Totò, l'ingegnere delle miniere, così veniva chiamato, e qui abbiamo appunto la caratterizzazione del personaggio, diciamo, la più oggettiva possibile. Bene, a tenere insieme queste due narrazioni, questo nucleo tematico, abbiamo appunto due metafore che, diciamo, che aprono e chiudono il libro: l'alba e il tramonto. L'alba, con cui si apre la giornata, segna l'inizio di tutto, della storia di Totò e dell'era mineraria, e il tramonto segna la fine di tutto.